Buon pomeriggio a tutte e a tutti, bentrovati presso l'Università di Udine. Siamo all'interno del corso di laurea in filosofia e trasformazione digitale e mi fa piacere vedervi numerosi a questo seminario di estetica. Per me è un vero onore, un vero piacere poter ospitare ancora una volta Massimo Recalcati all'interno del nostro Ateneo e dentro questo contesto, ovvero quello della filosofia. Dato che la formazione del dottor Recalcati è iniziale, proprio quella è filosofica, si è occupato di Jean-Paul Sartre, di Freud fin nella sua prima formazione, autore che non necessita di presentazioni, come mi dimostrate, è uno dei maggiori intellettuali, psicanalisti italiani, da sempre si occupa di Jacques Lacan, ma ibridandolo rispetto a molti saperi, e come avremo modo oggi di vedere e di apprezzare anche il suo ultimo lavoro, Le radici bibliche della psicanalisi. Prima di iniziare darei la parola al magnifico rettore, il professor Roberto Pinton. Grazie Roberto. Grazie a te Luca, professor Taddeo, che ringrazio per aver, non solo per questa iniziativa, ma per rendere sempre, come dire, piacevole il suo insegnamento, che all'interno di questo corso, ricordiamolo, di filosofia e transizione digitale, che ha una caratterizzazione un po' particolare. Io sono particolarmente grato a Massimo Recalcati per essere qui anche quest'anno. Io ne ho approfittato a entrare con lui, così mi sono beccato un pezzettino di applauso, non si sa mai, via sul conto, perché sennò il rettore fa i saluti istituzionali quando ti togli, che così ascoltiamo. No, però il piacere è intanto perché oltre a essere un validissimo, come ha detto, filosofo, è anche uno scrittore, perché non ricordiamo, non è che solo parla e fa orazioni, ma scrive. Ho letto una bellissima definizione che dà della scrittura, che è il suo rifugio, che dà voce all'ascolto che dedica ai suoi pazienti, e poi trasmette e trasferisce a tutti noi, quindi credo che sia una cosa molto bella. Dal silenzio poi nasce quello che scrive, e credo che di tutti questi noi ne possiamo godere. Molto bello anche l'argomento, insomma, credo che si è preso un po' largo, forse tocca anche le corde di molti di noi, molti di quelli che leggeranno anche il testo, lo ascolteranno, a parte che il Papa è in ospedale adesso, ma insomma noi siamo una nazione che è legata alla tradizione cristiana, cattolica, e la Bibbia, dove però effettivamente c'è di tutto dentro. È vero che oggi c'è più di qualcuno, che io ho appena letto anche un libro di un altro autore che così percorre la Bibbia e la racconta, pare che sia veramente un pozzo di informazioni. Ma quello che è bello, è importante, che ne ci racconterà, ne trarrebbe origine molto anche dello studio della psiche. E quindi credo questo che sia molto bello e arricchisca tutti noi, non solo il corso. Per quanto mi riguarda, quindi io ci tenevo, come ogni anno, credo, e fino adesso sarà l'ultimo, ahimè, perché se lo fate l'anno prossimo io non sarò più rettore, ma tramanderò ad altri questa abitudine di venire a salutare ed accogliere Massimo Recalcati e ringraziare anche voi. Questo è un evento che non è destinato e dedicato solo agli studenti, come normalmente avviene, ma è aperto alla cittadinanza, e credo che questo sia molto importante per noi, anche ribadire quella che è la volontà di interloquire, di portare l'università, facendoci naturalmente aiutare anche ad altri, a contatto e a dialogo con i cittadini e la città in cui viviamo. Quest'anno in quella che si chiama, diciamo, la giornata dell'università, che sarà il 20 marzo, tra l'altro la giornata della felicità, non ditelo al sindaco perché sennò si esita, si parlerà
di rapporto fra le università e le città, che insomma, in fin dei conti, dopo la Chiesa, la città e l'università sono le istituzioni più antiche. Ecco, per noi, quando è stato chiesto ma che cosa fate in rapporto con la città, sono tante le città in cui siamo presenti, sono tante le iniziative, ma anche tante idee vengono da sviluppare. Ecco, alcune delle iniziative sono anche queste, quindi portare quello che di solito diamo a disposizione degli studenti e le studentesse a poterne fruire tutti. E quindi credo che questo sia un compito molto importante. Viene definita la terza missione, ma può sembrare che venga dopo la prima e la seconda, in realtà sono a pari merito e sono tutte e tre importanti. Quindi grazie ancora a Massimo Recalcati per essere qui con noi e buon ascolto e buon lavoro. Grazie Roberto che hai reso possibile questo evento, questo incontro. Un grazie particolarmente sentito anche alla mia direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale, la professoressa Borjan, che chiamerei qui per un saluto istituzionale. Grazie a loro ho potuto realizzare questo incontro. Linda, però prima di darti la parola vorrei ringraziare anche il personale tecnico, naturalmente i miei colleghi, Damiano Cantone in primis, che mi ha aiutato, ma un grazie particolarmente sentito ad Alessio, che in realtà il lavoro, io mi prendo il merito, l'ha fatto tutto lui, a cui ho delegato l'organizzazione, il nostro giovane dottorando che merita un applauso. Grazie di tutto. Linda. Grazie Luca Taddio, dunque saluto tutti gli ospiti qui oggi, mi fa molto piacere vedervi numerosi. Come ha ricordato il magnifico rettore, si tratta di un incontro che è aperto a tutti, alla cittadinanza, agli studenti, agli appassionati. Ringrazio naturalmente Massimo Recalcati per essere tornato nuovamente con noi e come direttrice di dipartimento naturalmente sono molto soddisfatta che i colleghi dell'ambito filosofico, in questo caso guidati da Luca Taddio, profondano davvero impegno, non è piaggeria, nell'organizzare questi momenti di collettività integrata, come mi piace chiamarli, e quindi dove le persone possano ascoltare, riflettere, cambiare idea, magari anche così cambiare strada, no? Quindi un momento sicuramente di crescita e di arricchimento. Oggi riesco a fermarmi fino alle 4 e quindi sono molto curiosa perché da storica dell'arte per me la Bibbia, che sta nella mia libreria naturalmente anche in più edizioni commentate, illustrate, eccetera, dal 400 in avanti, è una fonte soprattutto di iconografie naturalmente, no? Di iconografie e noi storici dell'arte di età moderna spesso ci spertichiamo nel cercare di capire quanto un artista leggeva una Bibbia, come la interpretava, da chi si faceva consigliare, aiutare, eccetera. Ecco, il tema di oggi mi incuriosisce parecchio, proprio perché allarga ovviamente quelli che sono un po' l'orizzonte di uno specialista, no? E comunque agli studenti miei di storia dell'arte dico sempre che la Bibbia è uno degli strumenti necessari appunto non solo per la comprensione delle opere, ma anche per quel tipo di portato di significato che nella rappresentazione stessa degli episodi possono aver dato. Quindi grazie ancora per aver scelto questo tema, questo argomento e io auguro davvero non tanto buon ascolto quanto una buona conversazione perché so che ci sarà poi ovviamente un dibattito con il nostro ospite. Grazie a tutti. Grazie Linda. Ringrazio Massimo Recalcati anche per avermi aiutato a promuovere questo nuovo corso di laurea in filosofia e trasformazione digitale. Massimo Recalcati. Bene, grazie per aver rinnovato l'invito a essere qui con voi perché, diciamo, come diceva il mio maestro Lacan, le cose serie producono delle serie. Cioè non si tratta solo di fare un evento occasionale, ma di istituire un'abitudine.
di produrre appunto delle serie. Questo è il secondo incontro che facciamo in questa università, quindi ringrazio Luca e tutti gli amici che hanno voluto la mia presenza qui. E quest'oggi parliamo del rapporto tra la psicoanalisi e la Bibbia. In particolare oggi mi soffermerò su quello che noi chiamiamo il Nuovo Testamento, cioè i Vangeli. Questo libro, La legge del desiderio, è il secondo di un dittico, il cui primo volume si chiama La legge della parola ed è dedicato al commento della Torah e al rapporto tra la scienza della psicoanalisi e quello che noi chiamiamo il primo o antico testamento. Quindi andrebbero letti e presi insieme, diciamo. Oggi facciamo un'operazione un po' diversa, ci soffermiamo solo su questo secondo volume, su alcuni temi di questo secondo volume, a partire da due considerazioni preliminari. La prima è che la psicoanalisi, la scienza della psicoanalisi, non ha storicamente eletto la Bibbia come suo teatro di riferimento, teatro concettuale di riferimento, ma come saprete ha eletto come teatro concettuale di riferimento il teatro del mondo greco, in particolare la tragedia greca, no? Le figure di Edipo re di Sofocle, la figura di Giocasta, di Laio, di Antigone, di Elettra, di Telemaco anche potremmo dire, sono tutte figure che provengono, personaggi che provengono dal mondo greco. Innanzitutto la figura di Edipo, che per Freud costituisce una figura architrave, se non la figura architrave dell'impianto psicoanalitico. Lo stesso per Lacan, quando Lacan si occupa fondamentalmente di reperire figure mitologiche, tendenzialmente va sempre verso il mondo greco. Al tempo stesso però dobbiamo ricordare che Freud proviene da una famiglia ebrea, è ebreo, che per esempio per i suoi 18 anni la sua famiglia gli regala quella che allora era la versione più accreditata filologicamente della Torah, che non mancano nella sua opera i riferimenti soprattutto alla Torah ma anche ai Vangeli, e che una delle opere ultime di Freud, che ha un sapore quasi testamentario, è proprio dedicata alla figura di Mosè. Al tempo stesso Freud fa professione di ateismo, la sua cultura si radica nell'illuminismo e se si vuole anche nel positivismo, è un materialista. E se prendiamo in esame la seconda figura su cui ci soffermeremo, cioè quella di Lacan, Lacan cresce, la sua giovinezza diciamo, ha una formazione cattolica. Il fratello di Lacan, François Lacan, è un monaco benedettino, dunque viene, come dire, introdotto ai Vangeli attraverso l'educazione familiare. E non mancano in Lacan, molto più che in Freud, dei riferimenti, dei prelievi molto significativi sia dalla Torah che dai Vangeli. Ma il mio lavoro non è stato quello di riassumere i momenti nei testi di Freud e di Lacan dove c'è un prelievo dalla Bibbia. Molti miei colleghi, alcuni miei colleghi in realtà, prima di me, soprattutto di scuola francese, si sono occupati, cito fra tutte François Dolto, ma anche più recente Cos che si è occupato di questo, Balméry si è occupata di questo, hanno fatto dei prelievi dal testo biblico mostrando la convergenza di alcuni temi a partire da questi prelievi con la dottrina della psicoanalisi. Ma si tratta di prelievi, per esempio, che ne so, prelievo di Isacco, di Caino, e mostrare come in Isacco e in Caino si imposti, in Caino il tema dell'odio, in Isacco il tema della filiazione, come questi temi vengano ripresi dalla psicoanalisi. Quindi abbiamo una cultura sedimentata di questo tipo. Il mio lavoro è molto diverso da questo.
se volete, più irresponsabile, più audace o più audacemente irresponsabile, cioè sostiene una tesi, che è quella che cercherò di sviluppare oggi con voi. La tesi è che esiste un radicamento, per questo si evoca la figura della radice, esiste un vero e proprio radicamento della psicoanalisi nel logos biblico. Non si tratta di mostrare qui e là che ci sono delle assonanze, delle convergenze, ma si tratta di dire che insieme alla tragedia greca, grande radice della psicoanalisi, esiste una seconda inaudita radice che non è stata messa finora in luce, diciamo, e che questa radice affonda nel logos biblico. Questa è la tesi. Quindi parliamo di un radicamento della psicoanalisi nel suolo biblico, nel suolo del testo biblico. Per mostrarvi questo radicamento, io oggi in realtà commenterò solo in modo ampio, disteso, diciamo abbiamo il tempo per farlo, commenterò solo fondamentalmente il modo con cui Gesù descrive il suo compito. Come lo descrive per esempio in Matteo, lo descrive, è una formula molto nota questa che vorrei commentare nel dettaglio, dice: io sono venuto non per abolire la legge, ma sono venuto per portare la legge al suo compimento. Noi oggi cercheremo di capire in che senso questo modo con cui Gesù sintetizza il suo magistero in realtà contiene appunto il radicamento di cui stiamo parlando. Prima di entrare però direttamente nel merito, faccio una seconda premessa necessaria, e cioè che sia in Freud che in Lacan noi non solo non troviamo in modo chiaro questa radice biblica della psicoanalisi, non è evidente, ma troviamo in modo evidente la critica alla religione. Cioè la psicoanalisi muove una critica severa, radicalissima, aspra persino, al discorso religioso. Possiamo riassumerla molto brevemente così: agli occhi della psicoanalisi, sia agli occhi di Freud che di Lacan, la religione è una fuga dal mondo, è una fuga dal carattere leso e finito, cioè mortale, della nostra esistenza. La religione è il luogo di una illusione, è il luogo di una consolazione illusoria che vorrebbe, come dire, rimediare alla natura appunto lesa e finita dell'esistenza umana. Non solo. Per Freud il Dio della religione non è altro che il prolungamento immaginario della rappresentazione infantile dell'onnipotenza del padre, sotto il cui scudo il bambino si rifugiava per proteggersi dall'angoscia nei confronti della vita, dal dolore della vita, potremmo dire così. Quindi il Dio della religione non sarebbe altro che l'ombra, il prolungamento della rappresentazione idealizzata del padre che caratterizza, diciamo così, l'infanzia della vita umana. Ancora più precisamente, la preghiera e tutti i rituali religiosi non sono altro che o un'allucinazione, un delirio, una ritualizzazione che serve, diciamo, alla vita per proteggersi nei confronti della mancanza di senso radicale della vita. Peggio non si può dire, no? Come dire, la religione è un delirio dell'umanità, è una impostura, è una illusione, è una consolazione che appunto
consente all'uomo di non guardare in faccia il proprio inesorabile destino mortale. Ora, che cosa Freud non vede nella sua critica radicale della religione? Non vede che questa critica è già tutta nella Bibbia. Cioè che il primo passo che il testo biblico compie, sia nella Torah, sia soprattutto nei Vangeli, è la critica alla religione. La critica alla religione in Gesù, per esempio, prende le forme, abbiamo tutti in mente la scena del Tempio, in cui Gesù si scaglia contro i mercanti che hanno occupato il Tempio, e si scaglia cioè contro gli uomini religiosi, che ritiene colpevoli, ritiene Gesù il discorso religioso colpevole di una ipocrisia fondamentale. Così come Freud ritiene il discorso religioso colpevole di una ipocrisia fondamentale, o come Mosè ritiene colpevole l'idolatria degli uomini, considerata come una forma, agli occhi di Mosè, di pura superstizione irrazionale. Ora, per Gesù, se rimaniamo alla critica della religione in Gesù, ma vi invito a pensare a tutta la critica all'idolatria che voi trovate nella Torah, che anticipa il ragionamento freudiano di decostruzione del discorso religioso, quindi la critica all'idolatria che troviamo in Mosè anticipa la critica freudiana alla religione, ma in Gesù in che cosa consiste l'ipocrisia di fondo del discorso religioso? Doppia ipocrisia, la doppia ipocrisia del discorso religioso. Prima ipocrisia, gli scribi, i farisei, i dottori della legge, gli uomini religiosi dicono la verità, presumono, hanno la presunzione di dire la verità, ma non fanno quello che dicono. La prima ipocrisia del discorso religioso è dire la verità, ma non fare la verità. È separare il dire dal fare. Dici, ma non fai quello che dici. E allora Gesù da questo punto di vista corregge questa ipocrisia introducendo il grande tema centrale nel cristianesimo della testimonianza della verità. Cioè la verità diventa credibile solo nella misura in cui si incarna in una testimonianza singolare, cioè in un evento. Diversamente gli uomini religiosi dicono la verità ma non la fanno, dunque la contraddicono mentre la dicono. Prima grande forma di ipocrisia. Seconda forma di ipocrisia, l'uomo religioso utilizza la cultura del sacrificio per sostenere il primato del mondo, lo dico con le parole di Gesù, del mondo lassù rispetto al mondo qua giù. Cioè la cultura del sacrificio supporrebbe una sorta di indebitamento economico o di credito economico, a seconda di come noi la vediamo, cioè se io mi sacrifico in questa vita, se rinuncio a questa vita, se, abolisco il desiderio di vita, di questa vita che è fatta di polvere, che è destinata a non essere più, che è destinata a cadere nel nulla. Ecco, se io mi sacrifico a questa vita fatta di polvere, destinata a cadere nel nulla, io attraverso il sacrificio guadagnerò la possibilità di un'altra vita sottratta alla corruzione del tempo, guadagnerò la vita eterna che mi rimborserà ampiamente dei sacrifici fatti in questa vita. Ci siamo, no? Questo è il cuore della cultura del sacrificio che abita il discorso religioso e che Gesù attacca radicalmente come l'attacca Isaia. Vi invito solo ad aprire il libro del profeta Isaia per vedere la potenza della critica del testo biblico alla cultura del sacrificio. Il sacrificio è una tentazione umana e il profeta dice smettetela con i sacrifici.
E Gesù dice nel Vangelo apocrifo, per esempio, se non la smettete di fare, una citazione, se non la smettete di fare i sacrifici, la mia ira nei vostri confronti non avrà limite. Oppure nei Vangeli, citando il profeta Osea, dice non voglio da voi sacrifici, voglio da voi misericordia. Cioè non voglio da voi sacrifici, voglio da voi la testimonianza che l'amore, la misericordia è possibile. Quindi smettete di sacrificarvi. La critica alla religione ha dunque questo doppio movimento, critica l'ipocrisia religiosa, dire la verità senza fare la verità, critica la cultura del sacrificio che è il nucleo fondamentale del discorso religioso, cioè rinunciare a questa vita, denunciare il mondo, ripudiare la carne, sarebbe un modo per guadagnare la dimensione imperitura e immortale dell'anima. Come dire, ci sarebbe un mondo, come direbbe Nietzsche, dietro questo mondo che non è più fatto di polvere e di corruzione, ma è un mondo eterno, a cui noi potremmo giungere solo attraverso il sacrificio di questo mondo. Ora, questi due capisaldi del discorso religioso vengono demoliti dal Magistero di Gesù. L'ipocrisia degli uomini religiosi e la credenza metafisica, si potrebbe dire, di origine greca, della distinzione tra il mondo qua giù e il mondo lassù. Il mondo qua giù è un mondo di ombre, il mondo lassù è un mondo di essenze, e il discorso religioso ci illude della possibilità del passaggio dalle ombre alle essenze come passaggio di redenzione. Siete su questo punto, no? Ma dovremmo aggiungere che il terzo passaggio della critica che Gesù compie alla religione non riguarda né l'ipocrisia né la distinzione metafisica tra lassù e qua giù, diciamo, quindi la critica alla dimensione sacrificale della legge, ma diciamo il terzo e decisivo movimento riguarda la problematica appunto della legge. L'uomo religioso sostiene che la salvezza, la nostra salvezza, coincida con l'obbedienza e la sottomissione alla istanza della legge. Obbedire alla legge significherebbe, nella prospettiva del discorso religioso, obbedire alla legge significherebbe purificare la nostra vita, renderla virtuosa. L'obbedienza alla legge renderebbe la nostra vita virtuosa, dunque la salverebbe dal vizio, garantendo a questa vita la sua redenzione eterna. Questi sono i tre capisaldi del discorso religioso che ora vi mostrerò, spero, Gesù decostruisce completamente nella sua critica severissima al discorso religioso. Allora, da dove cominciare? Partiamo dalla frase che ho citato. Non sono venuto ad abolire la legge, sono venuto a portarla a compimento. Di quale legge qui parla Gesù? Parla della legge di Mosè. Parla della legge, diciamo, della Torah. Gesù non è venuto ad abolire la legge. Perché non è venuto ad abolire la legge? Che cosa dice la legge di Mosè? Qui non potrò che essere molto sintetico. La legge di Mosè dice, e il detto della legge è fondamentale per concepire l'umanizzazione della vita che la legge comporta, il detto della legge è: tu non puoi desiderare. Non puoi desiderare. Che presa così sembrerebbe una manifestazione sacrificale, punitiva, repressiva,
solo normativa della legge. Tu non puoi desiderare. Non puoi desiderare. Se rileggete San Paolo, voi trovate costantemente questa sintesi della legge. La vecchia legge, la legge antiquata, la legge di Mosè, dice fondamentalmente tu non puoi desiderare. Ora, come dobbiamo però intendere seriamente questa formula, tu non puoi desiderare? Non che la vita umana non ha il diritto di desiderare. La vita umana ha il diritto di desiderare. Noi dovremmo completare la formula. Tu non puoi desiderare di avere, di possedere, di sapere, di godere tutto. La legge di Mosè interdice la possibilità dell'accesso al tutto. Quando il Dio ebraico nella Genesi, di fronte, quando l'umano, Adam vuol dire proprio l'umano, non è il maschio, come è stato erroneamente trasmesso nella tradizione. Adam nella lingua ebraica vuol dire proprio il terrestre, l'umano, colui che viene dalla polvere. Tutti noi siamo Adam, tutti noi siamo Adamo. Quindi Eva non sarebbe la donna come corpo di serie B rispetto al corpo di serie A dell'uomo, ma il discorso ci porterebbe troppo lontano. Noi siamo l'Adam nel giardino. Cosa dice il Dio ebraico a Adam? Dice, tu puoi, attenzione, tu puoi godere di tutto ciò che è nel giardino, tu hai diritto di godere e di desiderare tutto ciò che è nel giardino, ma hai questo diritto di godere e desiderare di tutto ciò che è nel giardino solo se consideri che non puoi desiderare il tutto. Tu puoi desiderare tutto, ma non il tutto. Il tutto ti è precluso. E dove troviamo questa preclusione? Nel fatto che l'uomo non può accedere almeno ai frutti dell'albero della conoscenza. Cioè nel tutto di cui io posso godere c'è un -1, cioè un non tutto, che renderebbe giustificata, che giustificherebbe la possibilità di godere del tutto. Posso godere di tutto solo se assumo nel mio cuore il non tutto come senso più profondo della legge. Mi seguite? Cioè io posso godere di tutto ma non del tutto, perché se godessi del tutto non sarei più umano, sarei Dio. E nella Torah la forma più radicale del peccato, se volete l'unica forma vera, profonda del peccato, sebbene la Torah moltiplichi i peccati attraverso un'infinità di precetti che riguardano la purificazione, l'alimentazione, ma tutto questo è secondario, quasi ornamentale, diciamo. La sostanza del peccato nella Torah è l'equiparazione, l'equivalenza dell'umano al divino. Peccato è per l'umano farsi come Dio, farsi Dio, che è l'insinuazione del serpente, se avete presente il passaggio della cosiddetta tentazione di Eva, no? Cioè il serpente cosa insinua all'umano? Insinua il fatto che questo Dio che interdice l'accesso al frutto dell'albero della conoscenza è un Dio geloso che vuole trattenere tutto il godimento per sé, è un Dio faraone, è un Dio sadico, e che se invece loro avessero accesso ai frutti dell'albero della conoscenza, questo accesso li renderebbe simili a Dio. Tema di grande attualità questo, se pensate solo alla potenza disumana, per esempio, dell'ordigno atomico, no? Che eleva l'umano alla potenza di Dio, cioè attribuisce all'umano un potere di decisione di vita e di morte dell'intero pianeta. Per la Torah questo è il peccato per eccellenza, perdere la differenza ontologica tra l'uomo e Dio, fare dell'uomo un Dio, farsi Dio.
Cioè dimenticare che il senso della legge veicola nella carne del cuore, come dice il profeta, il senso del non tutto. Dove c'è il peccato, quando il tutto cancella il non tutto. Quindi tu puoi godere di tutto perché non sei tutto, non sei Dio. Puoi sapere perché non sai il sapere di Dio. Puoi godere perché non puoi godere del tutto. È chiaro questo punto? Quindi quando la legge, vecchia legge, la legge di Mosè dice non desiderare, non significa che fustiga il desiderio, non significa che reprime il desiderio, che mortifica il desiderio, che castiga il desiderio. Sta dicendo non puoi desiderare il tutto ti è precluso. Quindi il senso della legge veicola nella carne del cuore il senso del non tutto, che rende poi possibile l'esperienza del desiderio. Perché è solo sullo sfondo del non tutto che diventa possibile desiderare. Se io avessi tutto, diciamo così, non ci sarebbe il dinamismo del desiderio che scaturisce proprio dall'esperienza del non tutto. Uso questi due termini perché per chi conosce il testo di Lacan sa l'importanza che Lacan ha dato a questa dialettica tra il tutto e il non tutto, su cui non mi soffermo ulteriormente. Però è importante vedere che il volto vero della legge di Mosè, che Gesù non vuole abolire, che Gesù non abolisce, questo volto antico della legge non è un volto sadico, non è un volto repressivo, non è un volto oppressivo. L'interdizione dell'accesso al tutto, questa interdizione, non puoi mangiare i frutti dell'albero della conoscenza, questa interdizione non produce un semplice effetto di limitazione, ma genera la possibilità del desiderio come manifestazione di una potenza che va al di là dell'esperienza dell'interdizione stessa. Cioè tu non puoi sapere tutto il sapere, dunque tu puoi sapere. Se io non posso sapere tutto il sapere, posso conoscere. Se io non posso avere tutto, posso desiderare. Cioè la funzione della legge non si realizza semplicemente nell'interdizione come repressione, ma nell'interdizione come apertura alla possibilità del desiderio. Questo impianto, diciamo così, Gesù non lo vuole abolire. Non lo vuole abolire, però dice non è sufficiente. Perché se noi rimaniamo, attenzione, e qui entriamo proprio nel vivo, se noi rimaniamo in questa logica che contrappone comunque la legge al desiderio, nessuno di noi si salva. Dove c'è contrapposizione tra legge e desiderio, non c'è salvezza possibile. Il che significa tante cose, ma per esempio significa che se l'umano, l'Adam, vorrebbe vivere adeguato alla legge, vorrebbe cancellare il proprio vizio, la propria imperfezione, in termini psicanalitici diremmo la propria pulsione, per obbedire e per identificarsi alla legge, sarebbe perduto, perché l'uomo, dice Gesù, non è fatto per la legge. Attenzione, questo è un punto centrale che ci porta a problematizzare le cose, cioè se noi continuiamo a ragionare contrapponendo il vizio e la virtù, se volete il bene e il male, la legge e il desiderio, e se noi pensiamo che la salvezza dell'umano consista nel rendere virtuosa la propria vita, emancipandola dal vizio, noi cadiamo sempre nel peccato, cioè nel verificare l'inadeguatezza della vita rispetto alla legge.
quello che Agostino diceva in modo semplice: gli umani sono una massa di dannati. E quello che dice Papa Francesco ogni volta che prende la parola, se avete fatto caso, prima di pronunciare qualunque discorso dice: allora, io sono un peccatore. Dopodiché comincia a parlare. Allora, dire io sono un peccatore non è una definizione morale di sé. Dire significa dire in termini rigorosi che la vita, dunque la pulsione come manifestazione della vita, non è fatta per la legge. E che più noi cerchiamo di sottomettere la vita alla legge, più il peccato dilaga. È una tesi di Paolo. Dove c'è la legge, c'è il peccato. Non solo la legge fa esistere il peccato, non solo la legge fa esistere il peccato, ma la legge, laddove c'è la legge, il peccato dilaga. La legge moltiplica il peccato. La legge moltiplica il peccato. Perché più io mi sforzo di essere degno della legge, più cerco di purificare la mia vita, più mi sforzo di adeguare la mia vita all'istanza della legge, più mi accorgo di essere inadeguato alla legge e dunque colpevole, e più il peccato si moltiplica. Gesù dice non c'è soluzione se si resta, lo dice Gesù, lo riprende Agostino, lo riprende Lutero, c'è tutta una tradizione, diciamo, che accentua questa dimensione irrisolvibile del conflitto tra legge e peccato. Dunque la soluzione non è nell'adeguarsi alla legge, perché, ripeto, l'uomo non è fatto per la legge, dunque si tratta di pensare ad una legge fatta per l'uomo. Portare a compimento la legge significa pensare che esiste una legge che è fatta per l'uomo. L'uomo non è fatto per la legge, ma c'è una legge che è fatta per l'uomo. È la legge di cui Gesù parla, e che adesso cercheremo di capire di che cosa si tratta, no? Perché la vecchia legge si manifesta attraverso dei comandamenti. La vecchia legge si manifesta attraverso dei comandamenti che hanno la forma negativa della proibizione, dell'interdizione, e che Paolo, che anticipa su questo Freud e Lacan, fa notare che più la legge ci proibisce il desiderio, più il desiderio si infiamma proprio a partire da questa proibizione. È qualcosa che noi vediamo sorgere fin nei bambini. Se noi diciamo a un bambino questo non lo puoi fare, cioè interdiciamo a un bambino l'accesso a un oggetto e il bambino vuole quell'oggetto. Quindi più noi introduciamo la proibizione, più infiammiamo il desiderio della sua trasgressione e siamo in una circolarità che la psicoanalisi poi dirà essere perversa. Quindi, se volete, dal punto di vista politico, il limite di ogni proibizionismo, no? Quello che accade negli Stati Uniti negli anni '20, per esempio, con la proibizione del consumo degli alcolici, proibiamo gli alcolici generano un mercato nero, generano una dilagante trasgressione. Questo accade già nei confronti di certe sostanze che vengono proibite, ma nella misura in cui vengono proibite non si limita l'accesso, ma si moltiplica il peccato. La proibizione moltiplica il peccato. Quando spiego queste cose racconto sempre un piccolo episodio, giusto per prendere un po' d'aria, dopo questa intensa partenza. Io avevo 2 pazienti cleptomani che saccheggiavano la mia libreria, e non a caso, tra l'altro, mi prendevano sempre i libri che in quel momento mi servivano. Qui bisognerebbe interpellare Jung per spiegare quale sincronia misteriosa, no? Per cui cercavo una certa edizione di quel libro e non c'era più.
e poi dal divano, senza che io potessi intervenire, perché la paziente parla dal divano, quindi l'analista non può intervenire per rimproverarla. Diceva: sa dottore che le ho rubato l'edizione che io stavo cercando e adesso ce l'ho sul mio comodino, e l'analista non può intervenire, diciamo così, trasgredendo l'ordine del setting che deve invece tutelare. Insomma, queste due cleptomani, tra l'altro diverse, perché una mi parlava di tutti i libri che mi rubava, l'altra in silenzio, accennava solo che mi portava via dei libri. Io ho lo studio su 2 piani, sotto c'è la grande libreria e sopra dove ricevo, quindi i furti avvenivano sotto. Sotto c'era la mia segretaria, la signora Maria, che adesso è andata in pensione e che è stata con me per 20 anni. È una signora di buon senso che e io a un certo punto mi sono rivolto a lei, dico: Maria, faccia qualcosa, osservi con più attenzione quello che accade in sala d'attesa, perché non posso continuare così. E lei mi fa: dottore, ci penso io, lasci fare a me. E dico: che intenzioni ha? E lei fa: faccio un grande cartello che metto sulla sponda della libreria con scritto: questi libri non sono in consultazione. Non aveva letto Paolo, cioè non sapeva che la scrittura della legge avrebbe moltiplicato i furti, è stata un'epidemia. Saccheggiata completamente la biblioteca. È fatale. Cioè, quando tanto più si interdice l'accesso a un oggetto, tanto più l'oggetto acquista la qualità di essere desiderabile, no? E quindi diciamo, tanto più noi introduciamo la legge che impedisce l'accesso all'oggetto, tanto più moltiplichiamo il peccato della trasgressione. Vi faccio notare un punto che per la psicanalisi è il nucleo della perversione, che esiste una continuità circolare tra il rispetto assoluto della legge e la trasgressione della legge. Sono 2 facce della stessa medaglia che noi ritroviamo nella figura metapsicologica del superio, che viene teorizzata da Freud e ripresa da Lacan, cioè tra Kant, il dovere del dovere, e Sade, la trasgressione come dovere, non c'è alcuna differenza sostanziale, ma sono 2 facce della stessa medaglia, di uno stesso circuito, no? Obbedienza assoluta alla legge, quindi cancellazione sacrificale del mio desiderio nel nome della legge, trasgressione libertina, costante, compulsiva della legge, sono 2 facce della stessa medaglia. Non se ne esce vivi. Questa è la tesi di Gesù. Cioè, finché rimaniamo in questo circolo diabolico, chiamiamolo pure perverso, pervertito, che contrappone costantemente la legge al desiderio o il desiderio alla legge, non ci salviamo, non c'è salvezza. Ed ecco perché Gesù dice, e questo significa portare a compimento, quindi non abolisce ma porta a compimento. Noi abbiamo una prima immagine che Gesù dà della nuova legge, che è quella del fuoco. Quando Gesù dice: io sono venuto a portare il fuoco che divampa, sono venuto a gettare il fuoco sulla terra. Allora, il fuoco è un'immagine della legge. Qual è la funzione? Perché Gesù si paragona a un fuoco? Perché Gesù è ciò che accende la vita, dà alla vita la possibilità della vita, dà alla vita la possibilità di essere viva, rende la vita viva. Io sono il fuoco, cioè quella legge che è in grado di accendere, di rendere viva la vita, di rendere davvero viva la vita. Prendiamo una scena per capirci, anzi 2 scene che traggo dai Vangeli per capirci bene. Sapete che i Vangeli sono pieni di storie, di parabole, di racconti,
Due scene ci aiutano a comprendere in che senso Gesù vuole portare la legge di Mosè al suo compimento. La prima scena è l'incontro con un uomo ricco che chiede a Gesù come posso fare per entrare nel regno dei cieli. Ce l'abbiamo in mente tutti, no? Cosa posso fare per entrare nel regno dei cieli? L'uomo ricco pensa religiosamente che il regno dei cieli sia lassù. Non lo pensa Gesù. Il regno, dice Gesù, lo leggiamo in Luca, lo leggiamo in Matteo, il regno o è tra noi, o è in noi, o è, direbbe Giovanni, nell'ora che è adesso, nel kairos dell'ora che è adesso, o non è. Il regno non è qualcosa che arriverà dopo la morte, in un al di là. Il regno è la dimensione anti-utopica di cui parleremo domani del pensiero di Gesù. Il regno o è nell'ora che è adesso o non è. E dunque l'uomo ricco che invece ha la credenza religiosa di un regno al di là della vita, dice a Gesù: come posso fare per arrivare al regno? E Gesù aggiunge, attenzione, io fin da bambino ho rispettato sempre la legge. Dobbiamo immaginarci la faccia di Gesù, che conosce l'umano sufficientemente bene. Quando uno ti dice: io nella mia vita ho rispettato sempre la legge, cosa fai? No, però. E Gesù dice: bravo, sì. Come dire, noi abbiamo già detto che l'umano non è fatto per la legge e che dunque questa possibilità di vivere assolutamente nel nome della legge è totalmente inumana. Ma lui dice: io ho vissuto fin da bambino rispettando tutti i precetti della legge. E Gesù lo guarda e Matteo aggiunge questa piccola frase: lo guarda con benevolenza e lo amò. In quel momento lo ama. Ma lo ama non perché ha obbedito alla legge, lo ama per la, ingenuità della sua asserzione, no? Lo ama. Va bene, dice: bravo, ti manca un piccolo pezzo, ti manca un passo, no? Un altro passo. E l'uomo dice: cosa devo fare? Beh, finora hai rispettato sempre la legge, bravo, ti amo. Adesso devi lasciare tutto quello che hai e seguirmi. E l'uomo ricco fa un passo indietro e se ne va. E i Vangeli dicono: con un volto rattristato. Qui abbiamo la dimensione triste della passione, che già in Spinoza appare quando il soggetto non è all'altezza della potenza del suo desiderio, ma indietreggia, fa un passo indietro. Ma quando Gesù dice seguimi, cosa sta dicendo? Sta dicendo: segui con decisione la legge del tuo desiderio. Non avere paura di seguire con decisione la legge del tuo desiderio. Perché vi dico questo? Perché uno dei modi più belli nei Vangeli in cui Gesù dice il rapporto nuovo che dobbiamo pensare tra la legge e il desiderio è il seguente, che troviamo in Marco, troviamo in Matteo. Chi, tra virgolette, chi vorrà conservare la propria vita la perderà. Che significa? Chi vorrà conservare i propri beni, i propri averi, la propria sicurezza, la propria identità, chi avrà paura di perdere ciò che ha entrando in rapporto alla vita, perderà tutto, anche quello che ha, anche quello che vorrebbe conservare.
Questo è un punto che Lacan, è una formula che Lacan cita in 2 seminari in passaggi molto importanti. In uno, per esempio, mostra che qui vediamo il nesso tra la pulsione di autoconservazione e la pulsione di morte, che è un tema centrale in Freud. Cioè la pulsione di morte è una esasperazione della pulsione di autoconservazione. Cioè chi vuole conservare la propria vita, pulsione di autoconservazione, chi difende la propria vita dall'incontro con la vita, chi difende la propria vita dall'impatto con l'orizzonte ampio della vita, perderà la propria vita. Chi vuole conservare la propria vita la perderà. Come dire, la pulsione securitaria, che è la pulsione che ci spinge ad autoconservare la nostra identità, si ribalterà contro se stessa. Chi vorrà conservare la propria vita la perderà, e aggiunge, e chi invece per causa mia, sottolineo questo punto, per causa mia la perderà, la ritroverà ampiamente. Chi la perderà per causa mia. Qui c'è un riferimento alla causa che è centrale, cioè Gesù è un oggetto causa, è colui che causa un desiderio che va al di là della pulsione di autoconservazione. Un desiderio che non ha paura della vita, un desiderio che allarga l'orizzonte della vita, un desiderio che è in antitesi, diciamo così, con la spinta securitaria della pulsione di morte. Come dire, faccio una piccola parentesi di politica contemporanea, no? Noi in Italia, per esempio, non abbiamo una legge sul fine vita, che è uno scandalo se ci pensate, ed è insopportabile. Ma perché non abbiamo una legge sul fine vita? Certo, uno può evocare la pervasività della cultura cattolica nel nostro mondo e che questo rende difficile l'approvazione di una legge sul fine vita, ma noi non abbiamo una legge, questa è un'ipotesi che faccio a partire da questa formula: chi per causa mia la perderà, la ritroverà ampiamente. Cioè il problema per Gesù non è, diversamente dalla cifra antropologica che contrassegna il nostro tempo, non è la vita lunga. Non è come preservare la vita, come allungare la vita. Non è come dire, la cultura attualmente folle, secondo me, penitenziale, del benessere a tutti i costi. E non puoi mangiare quello, non puoi bere quello, non puoi far quello, per allungare la vita. L'idea che la vita lunga sia un valore in sé. Gesù ci dice il problema della vita non è la sua lunghezza, non è allungare la vita. La vita si realizza non perché è vita lunga, ma perché è vita larga. È vita capace di essere viva. Questa capacità della vita di essere viva che rende la vita adeguata alla legge. Quindi il problema non è se la vita rispetta i precetti della legge, secondo la logica maledetta per certi versi della legge mosaica, ma è se la vita riesce a fare del suo desiderio la sua stessa legge. Allora, la coincidenza della legge con la vita, della vita con la legge, della legge col desiderio è ciò che ci permette di uscire dal circolo perverso obbedienza della legge, trasgressione della legge. Quando Gesù dice all'uomo ricco seguimi, sta dicendo vieni con me. Cioè allarga l'orizzonte della tua vita, non avere paura. Questa formula, non avere paura, si ripete per decine di volte nei Vangeli.
non avere paura. Abbiamo un'altra scena molto bella in cui troviamo veramente, secondo me, nella lettura che io vi propongo, una delle parole chiave dei Vangeli. La scena è molto nota: lago di Tiberiade, verso sera, po' di vento, buio, nebbia. A un certo punto i suoi sono su una barca e vedono uno spettro, così dice il testo, è uno spettro, un fantasma che proviene dalle acque verso la barca, camminando sulle acque. Quando raccontavo questo a mia figlia, ateissima, era bambina, gli raccontavo questa scena e lei mi diceva: papà, nessuno cammina sulle acque. Così come vedremo domani il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, lei applicava l'algoritmo 5.000, 5 pani più 2 pesci, impossibile papà. Oppure mi diceva, e poi ha spostato la pietra del sepolcro, esce risorto. Nessun uomo può risorgere dalla morte. Ce l'hanno mandata a casa da catechismo, perché a catechismo faceva lo stesso, alzava la mano e il catechista era in grandi difficoltà, ce l'hanno rispedita a casa. Ma invece lo psicanalista, spiego anche a mia figlia che vorrebbe fare lo stesso, deve credere ai miracoli. Se uno psicanalista non ha fede nel miracolo, ne parleremo domani, non esiste possibilità di trasformare le vite che gli si rivolgono. Deve credere, avere fede nel miracolo. Allora, in questo caso, la scena qual è? Arriva lo spettro, arriva il fantasma. Pietro lo identifica, ma non è un fantasma, dice sempre Pietro. Bisognerebbe fare un seminario solo su Pietro. E Pietro dice ai suoi: non è un fantasma, è il Signore, è il Maestro. Lo riconosce. E allora, quando il corpo di Gesù si avvicina alla barca, molto vicino, c'è questa scena descritta molto, molto, molto intensa nei Vangeli, che lo sguardo di Pietro, lo sguardo di Gesù si incrociano. Lui lo riconosce e Gesù riconosce in Pietro il suo allievo migliore. E a un certo punto Gesù, ecco la parola chiave, Gesù dice a Pietro: vieni fuori. Cioè lo invita, pensate, lo invita, abbiamo detto, chi per causa mia, Gesù è un magnete, invita Pietro ad abbandonare il rifugio della barca e a entrare in mare aperto, a mettere un piede sulle acque. E adesso mi viene in mente Willy il Coyote, ma per chi ha in mente, avete presente che c'è un momento in cui Willy il Coyote si trova sospeso per aria, no? Pietro mette un piede, ne mette 2 e cammina sulle acque, come Willy il Coyote sta a mezz'aria prima di precipitare, no? C'è un momento in cui vola, c'è un momento in cui Pietro cammina sulle acque. A un certo punto poi interviene l'autoriflessione, direbbero i filosofi, e dice: ma dove sono? Cammino sulle acque, sprofonda. E Gesù lo tira su e dice: vieni con me, non è ancora abbastanza la tua fede, non è ancora sufficiente la tua fede. Ma questa parola vieni, anche qui che la troviamo diverse volte nei Vangeli, che prende le forme talita cum, cioè alzati, vieni fuori. Talita cum è la formula che Gesù rivolge a Lazzaro per tirarlo fuori dalla tomba, dal sepolcro. Talita cum, alzati, vieni fuori. Cosa sta dicendo Gesù? Per causa mia non devi avere paura del mare aperto, non devi avere paura della libertà, non devi avere paura della contingenza illimitata dell'esistenza. Vieni fuori, non stare al chiuso, vieni all'aperto. Questa è la chiamata, per causa mia. Devi avere fede in questa possibilità di aprire la vita alla contingenza illimitata della vita. Non difenderti dalla vita, non conservare quello che hai,
ma appunto giocare l'impresa del desiderio fino in fondo. Vieni fuori. Questa formula vieni fuori noi la troviamo nelle resurrezioni, talita cum. Questa parola, come fa notare Henri De Luca, si trova già nel libro, nell'Antico Testamento, nel libro dedicato al profeta Giona, che si apre così, cum, cum, cioè alzati, svegliati, cum, vieni. E Henri De Luca giustamente fa notare come questa antica parola cum, scritta con la K, no? Nella versione italiana, cum è onomatopeica, dà proprio l'idea del cum, del colpo, no? Ci vuole un colpo per svegliare il giovane ricco nella sua pretesa di obbedire alla legge e salvarsi attraverso l'obbedienza alla legge. Non c'è questa possibilità. La possibilità è abbandonare la barca. La possibilità è camminare sulle acque. La possibilità è avere fede nella dinamis, proprio nella potenza del desiderio che Gesù incarna. L'altra scena, l'ultima, che ci aiuta a chiarificare la legge come fuoco, la legge come vita viva, la legge come ciò che mette in movimento la vita, la legge come coincidenza con il desiderio, la legge del desiderio. È una scena bellissima, bellissima perché ci fa apprezzare l'importanza delle figure femminili nei Vangeli, che hanno sempre un'importanza strategica, se posso dire così. Siamo alla casa di un fariseo facoltoso, nella tavola di questo fariseo. Come sapete, Gesù viene descritto dai Vangeli come un mangione, un beone. Cito, mangione, beone, un delirante, uno fuori di testa, un impostore, un frequentatore di prostitute. Questo è il ritratto di Gesù che trovate nei Vangeli. Chi fa questo ritratto? Gli uomini religiosi. Gli uomini religiosi descrivono Gesù come un demone, a capo di altri demoni, come uno che frequenta donne peccatrici. E in questo caso noi lo troviamo a tavola, che mangia e che beve, quindi non c'è mai niente di ascetico, di spiritualistico, di antivitale nella postura di Gesù. Gesù ama la vita in tutte le sue forme, in tutte le sue variazioni sensibili. Gesù è uomo, no? È appunto carne, e in questa tavola che dobbiamo immaginare imbandita e che Gesù rende omaggio come nel suo stile a questa tavola, a un certo punto sono 4 uomini che parlano della legge. E Gesù è coinvolto in questa discussione teorica sulla legge. Solo uomini, un po' come quando da Vespa chiamano 6 uomini a parlare dell'aborto, no? Oppure della violenza sulle donne. Sono 7 uomini che parlano della violenza sulle donne. Qui ci sono 4 uomini che parlano della legge, parlano della legge. A un certo punto, in piena cena, diciamo, arriva una donna bella, una peccatrice ovviamente, cioè una prostituta, che subito si avventa sul corpo di Gesù, porta con sé un olio profumato e comincia a carezzare il corpo di Gesù, a massaggiarlo, a riempirlo d'olio, e con i suoi capelli poi asciuga i piedi nudi di Gesù. Un'immagine di una sensualità strepitosa che lascia gli uomini della legge esterrefatti e dicono a Gesù: ma come? Ma ti lasci fare tutto questo da una peccatrice? E Gesù avrà pensato: ma cioè, lasciatemi stare, no? Lasciatemi. Questo lo dice in modo franco in una scena molto simile a casa della donna di Betania poco prima della passione. Non so se vi ricordate questa strepitosa scena in cui di nuovo una prostituta entra, si occupa del corpo di Gesù,
nei modi più sensuali possibili, e mentre Gesù è deliziato, in estasi per queste cure, queste carezze che riceve, arriva Giuda, avete presente la scena, e dice: ma maestro, ma con tutti i soldi che abbiamo speso per quest'olio profumato che ti fai spargere sul corpo, noi avremmo potuto dar da mangiare a molti poveri. L'astuzia del politico. Il politico che evoca la povertà in generale, mentre il maestro gode, finalmente ha diritto di godere, poco prima della passione, il politico gode delle mani di una donna, quindi gode dell'incontro singolare con un corpo, gode della sua carne. Arriva il politico che dice: ma avremmo potuto risolvere il problema della povertà. C'è stato qualcuno che lo ha detto da un balcone, no? In Italia i poveri non esistono più. E il politico ha sempre in mente i numeri, la generalità, l'universalità, evoca la povertà per far sentire in colpa Gesù, il quale da lì a poco sarebbe entrato nella passione, il Getsemane, il Calvario, la crocifissione. Lasciatelo godere. Questo è un grande tema che riguarda molto il rapporto maestro-allievi. Quando un maestro gode, chissà perché gli allievi non lo lasciano in pace. Lasciatelo in pace. E Gesù interviene molto duramente contro Giuda e dice: ma voi lasciatemi stare. Si potrebbe dire: lasciatemi godere. Dei poveri avrete tutto il tempo per occuparvene, ma in questo momento io voglio godere nell'ora che è adesso, direbbe Giovanni, non in un altro mondo, adesso. Nel caso, se torniamo invece alla scena precedente, qual è l'intervento che Gesù fa? Arriva la donna, si occupa di lui, genera imbarazzo negli uomini della legge che dicono: ma come, la lasci fare? E la legge di cui abbiamo appena parlato? E Gesù risponde in due modi molto interessanti per noi. Perché il primo modo è, che conosciamo bene ed è una buona notizia per tutti noi: guarda che io non sono venuto per i giusti, sono venuto per i peccatori. Non mi occupo dei giusti, mi occupo dei peccatori, quindi di lei anche, no? Di questa donna. Prima forma, ma il secondo è più radicale, è più fondamentale, perché dice: lasciala stare. Al fariseo che stava per rimproverare la donna, lasciala stare perché lei, lo cito proprio passo passo, è perché lei, diversamente da te, ha molto amato. Ha molto amato. Vedete come la questione della legge si biforca. Da una parte c'è il rispetto cultuale, formale, legalistico della legge, il fariseo, e dall'altra parte c'è un'altra legge, una nuova legge. Qual è questa nuova legge? Lei ha molto amato. Cioè lei ha avuto fuoco. Lei ha preso fuoco. Lei è stata in grado di rendere la sua vita una vita viva. Lei ha molto amato. E questo è il tema, se volete, del giudizio universale che noi troviamo in Matteo e che Lacan riprende in una lezione celebre, divenuta celebre perché sconcertante per il suo uditorio, nel seminario 7. La scena del giudizio universale ce la ricordiamo, no? Noi eravamo tutti terrorizzati, almeno quando io frequentavo la chiesa da bambino, quando si evocava il giudizio universale era terrificante, no? Perché il giudizio universale è il giorno in cui tutti noi saremmo giudicati di fronte alla legge, e il nostro parroco sadicamente diceva sempre: per i vostri atti impuri. E quindi io, che ero un praticante assiduo dell'atto impuro, mi terrorizzavo immediatamente, perché ho detto: come vede, i miei atti impuri sono spacciato, no? Non ho nessuna possibilità di salvarmi dal giudizio universale. Ma l'atto impuro, tornerò poi su questa figura dell'atto impuro,
abbiamo la scena del giudizio universale, ma se noi leggiamo con attenzione questi passi, il criterio con cui vengono giudicati gli umani e spartiti tra i salvati e i maledetti, tra i benedetti e i benedetti e i salvati alla destra del Padre, alla sinistra i maledetti, è uno solo. Certo che nel discorso della montagna è più articolato, ma se noi andiamo a asciugare il testo, è uno solo. Chi si salva? Chi va alla destra del Padre? Chi ha saputo, cito Matteo, chi ha saputo spendersi nell'amore? Chi ha saputo amare? Chi ha saputo uscire dalla barca? Chi ha saputo rispondere alla chiamata Talita Cum? Chi ha amato? Chi è uscito da se stesso? Chi ha fatto esperienza dell'ecstasy, dell'uscir fuori? Chi ha amato è salvo. Chi invece è rimasto chiuso nella protezione dei propri beni, dei propri averi, chi è rimasto sotto il marchio della pulsione di autoconservazione, si è perso. È un maledetto. Ecco perché nella predicazione di Gesù l'albero si giudica solo dai frutti. Non si giudica dall'eidos, dall'essenza, dall'appartenenza ad un'idea. L'albero, cioè un'esistenza, si giudica solo dai frutti, non dalla sua natura, ma da ciò che genera. È ciò che genera che definisce se quella vita ha vissuto coerentemente o meno con la propria legge. Perché questo è un altro punto essenziale. Nella lingua ebraica mi hanno spiegato le mie amiche e i miei amici biblisti che hanno dedicato la loro vita, diciamo, allo studio in originale del testo biblico, cosa che io non ho fatto, ma però mi hanno spiegato che la parola peccato, e quindi atto impuro, diciamo, l'atto impuro, il peccato, cioè l'atto impuro, non ha lo stesso significato che nella nostra lingua. Nella nostra lingua l'atto impuro o il peccato sarebbe l'atto che trasgredisce la legge. D'accordo, no? Nella lingua ebraica peccato è simile, direbbero i miei amici, a una freccia che non raggiunge il bersaglio. Il peccato è venir meno ad un proprio compito, venir meno a un proprio desiderio. La freccia desidera il bersaglio, desidera raggiungere il bersaglio, il suo compito è quello di raggiungere il bersaglio e invece devia da questo compito. Il peccato è la freccia che devia dal movimento che la spinge verso il bersaglio. Come quando noi diciamo nella nostra lingua è un peccato non essere andata o andato a quella festa, ti avrei incontrata. Peccato non aver ascoltato, che ne so io, Marrakesh. No? Peccato. È un peccato. Un peccato aver mancato. Peccato è mancare l'occasione. Il peccato è nell'ordine di una grazia che viene mancata. Allora capite la differenza, no? Da una parte c'è il peccato come atto impuro che trasgredisce la legge, dall'altra parte c'è il peccato di venir meno alla legge del proprio desiderio. E questa è una differenza molto importante. Prima abbiamo detto il problema per Gesù non è la vita lunga, è la vita larga. La differenza tra la vita lunga e la vita larga si trova nel Vangelo di Giovanni attraverso due parole che descrivono in modo differente la vita, no? La psiche, la vita come psiche, cioè la vita come respiro, potremmo dire, come respiro vitale, la vita biologica, la mia vita come quella della formica o come quella della foglia, la vita che è semplicemente, empiricamente in vita,
che è nell'ordine materialistico, biologico della psiche, secondo Giovanni. E poi c'è una seconda forma della vita che Giovanni descrive col termine zoe, che sarebbe la vita effettivamente capace di vita, cioè la vita viva, non la vita semplicemente biologicamente in vita, ma la vita capace di allargare il proprio orizzonte, la vita capace di essere viva, cioè di essere animata dal fuoco del desiderio. Zoe è vita eterna, dice Giovanni, cioè vita indistruttibile, perché è vita animata dalla potenza del desiderio. E allora per Gesù il problema non è il rapporto tra la virtù e il vizio. Non se ne esce vivi, abbiamo detto, no? Il problema è il rapporto tra la psiche e zoe, cioè la conversione di psiche in zoe, dalla vita biologicamente in vita alla vita viva, capace di vita, quindi capace di essere accesa dal fuoco, diciamo così, del desiderio. Allora, il compimento della legge ha a che fare esattamente con questa nuova nascita, il tema della seconda nascita, che è un tema molto cristiano, no? Non a caso noi abbiamo la differenza nel rito cattolico, per esempio, tra la nascita biologica, il respiro del neonato psiche, e la nascita della vita effettiva che avviene col battesimo, zoe. Qual è la parola antica che ancora oggi il sacerdote dovrebbe, che nei Vangeli è una parola centrale insieme a quella di cum, la parola che ancora oggi nel rito del battesimo il sacerdote dovrebbe pronunciare mentre fa il segno della croce sulle labbra e nell'orecchio del bambino, è efatà. Efatà, che significa proprio apriti. È la spinta, l'apertura della vita. Questa apertura è il movimento in cui la vita viene, come dire, rigenerata dall'alto, dice Gesù. Rigenerata dall'alto. E questo lo dice Gesù, la vita rigenerata dall'alto, in un dialogo con un fariseo, suo seguace, in una notte che precede la passione, e quando Gesù dice il problema per noi è quello di rendere possibile una seconda nascita, non nascita biologica, ma una nascita alla vita del desiderio. E Nicodemo, che è il suo interlocutore, gli dice: ma come possiamo nascere due volte? Nicodemo, dice: sono già nato una volta dal ventre di mia madre, no? Come posso nascere la seconda volta? E Gesù spiega: non devi nascere la seconda volta dal ventre di tua madre, perché questa nascita avviene dall'alto. Allora, la nascita dall'alto è la nascita, la nascita che si esprime nella formula vieni, nella formula appunto di chi fa uscire la vita fuori da se stessa. È quella che nel capitolo 5 di Marco viene descritto come l'estasi di Gesù. Gesù è una figura dell'estasi. Per i suoi nemici Gesù è fuori di sé, cioè fuori di testa, come diremmo noi, delirante, ma c'è una dimensione estatica di Gesù che è ciò che lo porta costantemente al di là della legge di natura, per esempio, quella che lo vincolerebbe al sangue della propria stirpe, per esempio.
È proprio in Marco V che Gesù dice, quando gli apostoli gli dicono guarda che sono arrivati i tuoi, è arrivata la tua famiglia e c'è tua madre, ci sono i tuoi fratelli, e Gesù gli dice ma chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Cioè dice fondamentalmente il sangue non è la sostanza dell'amore, il sangue non è la sostanza della fratellanza, il sangue non è la sostanza del legame, nemmeno del legame familiare. Cioè Gesù porta costantemente la vita fuori di sé, ma ecco, torno a una cosa che ho lasciato in sospeso. Nel seminario 7 Lacan parla del giudizio universale. Abbiamo detto che si salva chi ha saputo amare, chi non ha saputo amare si perde, e Lacan riassume in questo modo la domanda che noi troviamo implicita nel giudizio universale. Immaginate che Lacan parlava a psicanalisti, quindi a atei fondamentalmente nella stragrande maggioranza, che non leggevano la Bibbia, e ha il coraggio in pieno seminario 7 di evocare il giudizio universale e dice, rivolto a loro, tutti voi sarete chiamati, lo guardavano come se fosse un pazzo, no? Tutti voi sarete chiamati a rispondere ad una sola domanda. Così Lacan traduce Matteo del giudizio universale, dice: hai tu agito nella tua vita in conformità al desiderio che ti abita? Questa è la sola domanda. Hai tu fatto il possibile, l'impossibile per aderire alla legge del desiderio che ti abita? Oppure hai indietreggiato di fronte a questa legge, sei rimasto nel chiuso della barca, o come il popolo di Israele trascinato da Mosè nel deserto, liberato finalmente dalla schiavitù egiziana, in Esodo rimprovera Mosè dicendo: ma dove ci hai portato? A morire nel deserto. Ridacci l'Egitto. L'idea dell'Egitto come oggetto mentale, come catena, come obbedienza che viene preferita alla vertigine della libertà, è un'altra manifestazione della pulsione securitaria. Quando Lacan dice hai agito in conformità alla legge del tuo desiderio, ci sta dicendo sei riuscito a non farti condizionare dall'Egitto, cioè da quella che Freud descriveva come la sete di obbedienza che caratterizza l'essere umano, che di fronte al mare aperto, il simbolo del lago di Tiberiade, o di fronte al deserto, sono due immagini della libertà, preferisce il chiuso della barca e il chiuso della schiavitù dell'Egitto. Ecco perché, adesso mi fermo perché sennò ho già parlato fin troppo, no? Dico ancora due cose. Ecco perché un grande teologo contemporaneo ucciso da Hitler negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, Bonhoeffer, grande teologo luterano, diceva una cosa molto precisa: Gesù non è venuto a chiederci di aderire a una nuova religione, perché abbiamo detto c'è una critica radicale della religione in Gesù. Gesù è venuto a chiederci di aderire alla vita. Aderire alla vita significa, lo diciamo con le sue parole, di sé dice: non sono venuto a condannare la vita, non sono venuto a condannare il mondo, sono venuto a salvare il mondo, cioè a salvare la dimensione viva, eternamente viva della vita. E questo mi pare il punto centrale. Allora possiamo capire cosa vuol dire pensare legge e desiderio come una coincidenza.
Quando Freud descrive il desiderio usa una parola tedesca che è Wunsch e che Lacan ha tradotto in più occasioni con, diremo nella nostra lingua, la parola voto o vocazione. Per Freud il Wunsch, il desiderio come vocazione, è l'indistruttibile. C'è qualcosa di indistruttibile nel desiderio come vocazione. E la vita viva, la vita capace di essere davvero viva, è la vita che obbedisce non ai precetti formali della legge, ma al desiderio come vocazione, alla vocazione del proprio desiderio. È la vita che resta fedele al proprio desiderio, o come direbbe Bonhoeffer con un chiaro accento nicciano, è la vita a cui Gesù ci chiama, è la vita capace di essere fedele alla terra. E qual è la vita fedele alla terra? Concludo con questa immagine. È la vita appunto che non viene meno alla vocazione, alla propria vocazione, ma è la vita che trova le sue manifestazioni più potenti nei Vangeli in quella del giglio nel campo e dell'uccello nel cielo. Perché Gesù dice: volete comprendere fino in fondo il rapporto tra la legge e la vita? Beh, osservate il giglio nel campo e l'uccello nel cielo. Fa due esempi che non riguardano gli esseri umani. Uno riguarda l'animale, l'altro la vita vegetativa. Dice: nell'uccello, nel cielo e nel giglio del campo c'è la realizzazione del regno, perché non c'è preoccupazione per il domani. Sia il giglio che l'uccello vivono nell'ora che è adesso. E l'ora che è adesso non è schiacciata, diciamo così, dalla preoccupazione del domani. C'è una deposizione del domani, come dice Kierkegaard commentando questo passaggio evangelico fondamentale, no? Essere come il giglio, essere come l'uccello nel cielo, significa porre il regno nell'ora che è adesso, non in un al di là di cui appunto la credenza religiosa si nutre per consolare la vita. Vi ricordo solo questo punto: quando gli uomini religiosi nei Vangeli decidono di dare la morte a Gesù, c'è un punto molto preciso in cui questa decisione viene condivisa e presa drammaticamente dai sacerdoti del Tempio, e questo accade, come racconta Giovanni, subito dopo la resurrezione di Lazzaro. Cioè quando Gesù, ci torneremo domani su questo, ma quando Gesù mostra che è possibile vincere la paura della morte, quando mostra che la morte non è l'ultima parola sulla vita, quando mostra che c'è qualcosa della vita che risulta irriducibile al potere della morte, beh, gli uomini religiosi si coalizzano e decretano la morte di Gesù, perché il discorso religioso in fondo vive sulla paura della morte. E Gesù libera in un solo colpo, potremmo dire, no? L'uomo dalla paura della vita, talita cum, vieni fuori, la vita deve essere larga, non lunga, e dalla paura della morte, perché, ma questo lo vedremo domani, Gesù non è un immortale. Gesù, la sua anima non è l'anima dei greci, cioè l'anima che si sottrae, diciamo così, al trauma della morte, al trauma della fine. Gesù attraversa la morte e attraversando la morte libera la vita dalla paura della morte. Grazie.